sarebbe perfetta quando io dormo. Daniele Silvestri con Le cose in comune. Arrivano sms al 348 2760 233. Questa sera chiediamo a voi che cosa vi viene in mente se vi diciamo la parola sesso. Un sms è questo: personalmente mi viene in mente una tavola imbandita, non voglio immaginare il perché. Che ci sia un collegamento tra la sessualità e il cibo, questo è fuori discussione. Assodato, sì. Lo dicono tutti gli antropologi da sempre. È interessantissimo anche l'aspetto dell'educazione alimentare, no? Che il cibo è tanto più buono quanto più diciamo sappiamo approfittarne senza esagerare. Esatto. Poi c'è un collegamento tra il cibo e la relazione, lo stare insieme con gli altri, no? È tristissimo mangiare da soli. Chiaro. Quindi io voglio sentire Marco e Pippo. Marco e Pippo. Io Io vorrei sentire Manola e Tasinato. Prima che mi venga fame. Vai. In tutti i sensi. Normalmente quando conduciamo gli incontri di sessualità con i ragazzi lasciamo sempre uno spazio di isolamento e di silenzio in cui diciamo: avete 10 minuti di tempo per scrivere in un foglietto anonimo assolutamente tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai osato chiedere. Con questa modalità i ragazzi si sentono liberi di fare domande, di scrivere, e noi vorremmo farvi così sentire alcuni saggi, alcune domande che si ripresentano molto spesso. Le risposte sono assolutamente scientifiche, Certo. ricordiamolo. Sì. No, le scientifiche. domande vi assicuro che sono vere e potremmo anche Scusa, dimostrarvelo. perché risposte no adesso? Per esempio si scrive: dottoressa, ma quanto lungo ce lo devo avere? Non so, dipende da che uso che te vuoi fare. Se te vuoi versare a porta sentata sul divano, magari anche a qualche metro puoi servire, però. Per esempio, che differenza c'è tra fare l'amore e fare sesso, dottoressa? Ma tecnicamente nessuna, cioè diciamo che quando ti fai sesso tutto è semplice, ti saluti, ciao, ognuno a casa sua. Quando fai l'amore dopo te che hai un mutuo da pagare, i figli che crescono, insomma tecnicamente a ciavadas è doppia. Qualche ragazzo pensa anche al futuro, ma dottoressa, da vecchi si può fare sesso? Certo, sicuramente. Però in certi casi è preferibile togliersi la dentiera, ecco. Ma dottoressa, sono angosciato, ci sono forme del pene errate che possono impedire il rapporto? Sì, dottoressa, una volta, guardi, le dico io un aneddoto, c'era uno che conoscevo che ce l'aveva fatto a punto di domanda. Oh, signore. Cioè, alla fine si era sposato con una contorsionista. E se riuscì ad avere dei figli dopo? E questo è un altro punto di domanda. Tutte domande rigorosamente E vere. risposte assolutamente scientifiche. E questa è la domanda che ricorre più spesso. Più spesso, certo. Qual è la zona per far godere di più la ragazza? Noi altri diciamo sempre, mi consiglio è a zona industriale. Guardate, non si sbaglia. Adesso corriamo il rischio di sembrare poco educativi, di sembrare dei... Beh, è vero, In Pippo. realtà queste sono le domande più caste che ci vengono presentate dai ragazzi e dagli adolescenti durante gli incontri. Posso farti una domanda Certo. da prete cattolico a sessuologa? Certo. Perché in famiglia si fa così fatica a parlare di sessualità, di sesso e di tutto ciò che ci gira attorno? Si fa fatica perché è difficile. È difficile per noi adulti affrontare questo tema perché veniamo da una storia difficile, da una storia che ha considerato la sessualità come un tabù e che ci attanaglia. È una zavorra che ci impedisce di spingerci verso il ragazzo, verso l'adolescente. Però credo che se nessuno comincia a rompere questo muro di incomunicabilità non ne verremo più fuori.